Una vita da nababbo tra auto di lusso e appartamenti di pregio a Jesolo e Padova. Peccato che dichiarasse redditi esigui e soprattutto fosse un noto pregiudicato veneziano ben conosciuto dalla Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle gli hanno sequestrato i beni assieme a una imbarcazione da diporto e 2 milioni in contanti per l'ammontare complessivo di 5 milioni di euro. Le indagini dei finanzieri hanno appurato che l'uomo aveva una residenza fittizia nel Principato di Monaco, pur non essendosi mai spostato da Padova, e la vita da nababbo farebbe pensare che l'individuo vivesse con i proventi di attività illegali. L'uomo, ritenuto dagli inquirenti socialmente pericoloso dati precedenti penali, è implicato in numerosi processi per reati tributari, riciclaggio, violazioni delle leggi sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Sulla base di queste risultanze, la sezione distrettuale delle misure di prevenzione del Tribunale di Venezia, su richiesta della Procura, ha fatto scattare il provvedimento di sequestro per la confisca.